pensionati del Trentino metteva a uno. Questo è il primo comunicato che Televignole lancia a quei che dopo anni di lavoro si trova, come si dice, senza niente da fare, che non è vero, che non è vero. Allora la sposa la ti dice, ti che non ti hai niente da fare, che sarebbe da fare questo, quest'altro, ecco. Allora, mettentene un, fente il sindacato, perché se no potei, voi non che venite fuori. E vi capita quel che mi capita a me, se di chi, e cioè, sbianchezzare questo, mettere a posto questo, la canna del cesso che non la va, e non ti hai più la tua libertà, non ti hai più modo di dire vago a bermi un caffè, parlo con gli amici, a lavorare, si sa, ma una pausa ogni tanto, no. Se voi, se pensionai, questa storia qua, ti che non ti hai niente da fare, cavoli marzi, perché non ti hai via d'uscita, ti sei sempre ciapà, ti sei sempre sotto le sgrinfie. Allora, pensionati del Trentino, oltre a quelli della Repubblica di Vignole, mettetene a un, creiamo sto sindacato, che non è quello del coordinamento lì del Guido Gala, Schibala, no, è una roba più seria. Mi proporia questo, SOS pensionati. Come funzionerebbe? Uno, e ti telefona o manda un SMS e ti dice, guarda che stasera viene una riunione dove non ti puoi mancare. Falsa ovviamente, falsa. Però ti che dici, guarda la sposa, guarda, a me non posso mancare a questa riunione qui. E con quel ti scrivi, capì, un po' di robe. Ma meglio ancora, cioè, la mattina ti devi essere per forza presente alla riunione del sindacato pensionati, perché devi decidere quando fare la festa, quando non ti puoi mancare. Allora, proprio quella mattina lì che da te a reprà, metto canale, non posso, ma ti rendi conto che se non che sono me, mica vai fuori. Allora, pensionati del Trentino, in particolare l'Alto Garda, mettentene a un, cercando, come si dice, darne una mano, no? Finché si può. Dopo, se non si può, che vi digami, usa sbianchezzare il garage, io uso sbianchezzare il garage e domani avrei anche da, non vi dico cosa da fare, ma la neva meglio quando la neva peggio, non vi dico altro, mettentene a uno.